Dopo la tavola rotonda svoltasi presso il CPIA di Agrigento dal tema i migranti e le vulnerabilità psicosociali, che ha visto relazionare diverse personalità del settore, tra cui Aldo Locurto, figura medico famoso per la sua azione di volontariato che svolge in Africa, collaborando anche con la religiosa Madre Teresa di Calcutta, e la sera con la cena conviviale di integrazione, tutte iniziative organizzate dall'Associazione Aquarinto in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si svolge il 20 giugno di ogni anno. Ieri è stata la volta di un'ulteriore attività di integrazione territoriale, dal tema Acragas, spirito antico di intercultura, una visita guidata presso la Valle dei Templi della nostra città e al Museo Archeologico San Nicola. L'Associazione Culturale Aquarinto, come ogni anno per la Giornata Mondiale del Rifugiato, organizza diverse attività sul territorio. Agragas Spirito di Intercultura è appunto un'attività promossa dall'equipe psicosociale dell'Associazione Culturale Aquarinto, che vuole appunto far conoscere ai beneficiari, ospiti dei diversi progetti dell'Aquarinto il territorio in cui si vive. Quindi questa è un'opportunità per tutti i nostri beneficiari di conoscere la realtà in cui abitano. Accoglieremo questi ragazzi all'interno della Valle dei Templi per fare conoscere un po' della nostra storia e anche per fare accoglienza. Le attività proseguiranno dal 24 al 28 giugno prossimi a Raffadali, presso il campo sportivo, con un torneo di calcio dal tema Un calcio al razzismo. Quindi la conclusione il prossimo 5 luglio a Realmonte, in piazza Umberto I alle ore 21, con l'esecuzione del musical Camicette Bianche di Marco Savatteri.